Granita siciliana intanto è un prodotto millenario, perché le sue origini pare che siano addirittura greche, da Alessandro Magno, insomma, che i greci poi in Sicilia ne fecero utilizzo. Da lì partì in Sicilia la cultura della granita siciliana, che appunto è una consistenza corposa, richiama molto la neve. Il segreto per ottenere questo risultato è nella bilanciatura degli ingredienti, che sono semplicemente acqua, zucchero e l'elemento caratterizzante di cui si vuole dare il sapore. Ogni anno in Sicilia, proprio perché per loro è una cultura e tradizione, c'è un evento che è una gara tra gelatieri, tra maestri gelatieri di tutto il mondo, tra l'altro Giappone, Inghilterra, America, Messico. Ho partecipato quest'anno, ho partecipato l'anno scorso, in entrambi i casi abbiamo ottenuto ottimi risultati. L'anno scorso addirittura abbiamo vinto, ci siamo classificati primi, quest'anno secondi, quindi stiamo mantenendo un buon trend e insomma il risultato è buono. Per noi addetti ai lavori è un momento di confronto, oltre che di incontro, di confronto. Durante i 3 giorni della Kermesse, di cui dura l'evento, si ha modo, appunto, lavorando in un laboratorio open space, ci si confronta, ci si dà dei consigli, si può imparare molto, no? Dal collega che magari ha quel pizzico di esperienza in più, quindi è bello, è formativo, no? Oltre che poi magari, appunto, se si riesce anche a ottenere dei risultati, ancora meglio.